È arrivato ottobre, ma noi dobbiamo capire cos'è successo in questo ultimo weekend di settembre e di cose ne sono successe. Ad esempio il Pordenone che va avanti a 3 reti per partita, ma anche una rete malconcia, quella di Corva, perché i tifosi sì sono uno spettacolo, ma lasciano anche il segno. E allora ecco le prime piccole o grandi, ne parleremo, polemiche. E poi a fine settembre ecco il primo esonero, arriva a Gemona, via Calin e dentro Polonia in panchina. Perché sì, è vero, è presto si dice per dare giudizi, ma nonostante siano solo 3 giornate si sceglie di cambiare allenatore, oppure in eccellenza in Serie D siano solo 5 giornate, le cose, i risultati cominciano a pesare, perché se i risultati non arrivano la vita si fa dura. Sigla. Arriverà la domenica e sarà sempre colpa tua, avrai almeno la soddisfazione di dire che sei stato un'eccezione. Prendi la strada che porta lontano, scegli la via che ti prende la mano, non lamentarti perché la vita è dura. E si fa dura se non arrivano i risultati, rigorosamente musica italiana, a terzo tempo. E allora ai miei ospiti questa sera devo chiedere quando è che vi siete trovati così in difficoltà, che avete detto qua è dura, chissà se ne esco. Se lo chiederanno anche i protagonisti che analizzeremo questa sera insieme a tante storie, a tante immagini, dalla Serie D alla terza categoria, tutto il calcio dilettanti nel terzo tempo dei dilettanti qua su TV12 e Tele4. Ben ritrovato Pierpaolo Ponte. Buonasera a tutti. Ciao Pier. Simone Fornasiere. Buonasera. Rigorosamente con i suoi appunti, Davide Barlocco, bentornato, ciao. I nostri ospiti, c'è stato il primo esonero, però voi per il momento toccate ferro, siete 2 mister giovani che funzionano, che stanno bene, Gabriele Moroso da San Vitese, Amedeo Russo della Varia Morteana. Parleremo anche delle nuove generazioni degli allenatori. Allora la mia domanda che apre, quando? È stato un momento più duro, a livello personale io ho rotto un po' tutte le parti del corpo, okay. A 40 anni mi è esploso il tendine d'Achille, quindi mi sono trovato con il piede a penzoloni e lì mi era stato detto che non potevo più giocare a calcio. Ho fatto altre 5 stagioni ottenendo 4 promozioni, quindi è stato un momento duro ma di ripartenza. Arrivo da te. Davide Barlocco? A livello calcistico ce ne sono stati tantissimi, anch'io devo ricordare tanti infortuni che mi hanno compromesso in parte anche la carriera, ma a dirti il vero l'infortunio più brutto è stato, che ho sofferto io, è stato quello di mio figlio, senza ombra di dubbio. Che mi adesso però sta bene. Però è stata dura anche per me, devo dire la verità. Immagino. Voi siete giovani, non avrete avuto momenti duri, no? Beh, insomma. Sì? L'anno scorso, giorno di ritorno, sì. Siamo incappati in 6 sconfitte di fila. E lì qualcosa è pensato? Sì, perché sebbene la barca fosse già in salvo da un pezzo, c'era comunque da dare dignità ad un percorso entusiasmante, quindi è stato sicuramente un momento particolare, però insomma sicuramente formativo. Ecco. Russo? Diciamo che è successo proprio all'inizio della mia, tra virgolette, carriera da allenatore, in Coppa contro il Gradisca, che abbiamo perso in Coppa 4-1, dove il loro allenatore mi aveva fatto anche il segno dei 4, sì, sono stato espulso. È partito forte. Esatto, poi fortunatamente la seconda di campionato, quindi 2 settimane dopo ci abbiamo giocato contro e abbiamo fatto una gran partita e lì siamo esplosi. Ed è partita. E racconteremo come è iniziata la vostra avventura da allenatori.
noi cerchiamo di trovare una lettura di cosa abbiamo raccontato, no? Ma sì, io te la do un po' più da tifoso, posso? Vai, sì, puoi fare quello che calcisticamente, perché non avendo giocato, io per la prima volta ho detto qua si fa dura. L'altro anno quando l'Udinese è andata a Frosinone ho detto ecco che naufragano 30 anni, ho detto e retrocediamo, è durata 90 minuti o poco meno, perché insomma ho avuto paura, ecco, calcisticamente, se posso dirti quello, ho detto no, dopo 30 anni mi dispiaceva, insomma, ecco. Allora, classica domanda, mi anche interessa, la tua, sì, certo. sì, la mia, una curiosità. Quando inizio questo percorso delle trasmissioni, mi ricordo un'intervista sul campo del Valnattisone, presidente della Pro Gorizia era Bressan, che mi fa capire che a Gorizia non c'è futuro. Dico, pensato a Gorizia, una piazza così, cosa succederà? Poi arriva il ciclo Coceani e siamo ai giorni nostri, e adesso è una delle squadre, ne parleremo stasera, che è di nuovo un po' in difficoltà con altre dinamiche, però è proprio un tema, no? Gorizia, una piazza di quelle così importanti che ci si aspetta possa tornare sempre più in alto, insomma ancora più in alto, ma me lo ricordo quel momento, ho detto chissà cosa succederà in questa piazza, che poi negli anni abbiamo raccontato. Adesso torniamo sul presente, in Serie D la scorsa settimana avevamo detto è durissima, ho lanciato l'allarme, qualcosa si è mosso, però sentiamo il nostro ospite di questa sera, ogni martedì alle 19:30 al punto sulla Serie D con un ospite, Alessandro Paolucci, direttore sportivo del Braian Lignano. Ci parla di tutte e tre le squadre, compresa ovviamente la sua, perché domani si torna in campo, tutte sono chiamate a vincere, perché al Braian Lignano manca la vittoria in esterna, al Charlis Muzzane manca la vittoria in casa, al Chions manca la vittoria. Vediamo. Noi abbiamo incontrato il Chions, come hai detto tu, molto presto, è il primo turno preliminare di Coppa Italia, e mi avevano impressionato per fisicità, una squadra molto fisica che forse ha bisogno di un pelino più di tempo per entrare in forma, per ingranare. Non ti nego che la scelta di tornare a mister Lenisa mi abbia sorpreso, soprattutto per quello che è stato il percorso del Chions negli ultimi 2 o 3 anni. È un Chions che arrivava al risultato grazie al gioco. Mi sorprende molto meno invece la vittoria del Carlino, perché il Carlino è una squadra che nelle prime 4 giornate comunque ha fatto prestazione. Ovvio che adesso si trovano continuità e sarà la squadra che tutti si aspettavano all'inizio anno, che lotterà per i primi 4-5 posti. Noi anche come società cerchiamo sempre di valutare la prestazione, non solo il risultato, perché credo che se fai delle prestazioni prima o poi i risultati arrivano. Sappiamo che ovviamente il rischio c'è, però è un rischio che siamo, non dico contenti, perché ovviamente quando vedi subire un gol così ti dà fastidio e ti fa anche innervosire un po', però siamo contenti di avere una squadra che gioca. Il primo step che dovevamo fare era capire se potevamo starci in questa categoria, e dopo 5 partite io penso di aver visto e poterti dire che siamo una squadra che può fare questa categoria. Quanto varrebbe una vittoria esterna domani per dare slancio a un campionato di una neopromossa? Varrebbe tanto, perché secondo me, vedendo le partite che abbiamo fatto, ce lo meritiamo anche, e quindi lavorare e dare un significato al lavoro che stiamo facendo con un po' più di tranquillità dopo una vittoria, secondo me sarebbe importante, ecco. Banalità dire, Simone Fornasiere, che la vittoria a più di tutti serve il Chions. Beh sì, non ne ha mai avute, è ultimo in classifica, è chiaro che è quella che ha più bisogno di punti, non che le altre due navighino ancora in acque tranquille, ma è evidente che in questo momento l'allarme è ancora acceso, il segnale rosso dell'allarme è ancora acceso per il Chions. Ma la lettura che ci dà Paolucci, passare da un'idea di gioco di Barbieri a un'idea di calcio di Lenisa, è lì un tema del Chions? Sì, secondo me è sicuramente uno dei temi. Io posso dire che di Barbieri ho visto degli anni fatti molto bene a Chions, già in eccellenza negli anni in cui ha vinto, e la società secondo me era stata molto brava a dargli continuità. La scelta di Lenisa, che è un allenatore che conosco perché ho avuto possibilità anche di interfacciarmi con lui, avendo fatto l'UEFAB proprio a Chions a quel tempo, è un allenatore, diciamo, che ha un'idea di calcio un attimo diversa. Concreta, no? Concreta, certo, ha basato la squadra di quest'anno con una grandissima fisicità, forse manca un po' di qualità. Forse un po' troppo, varrebbe da dire.
troppo fisica. Una cosa che mi ha colpito invece nelle interviste che ho letto ieri, che la dirigenza del Chions diceva che la squadra non ha lottato, quindi se ci sono già dei limiti tecnici, mi sembra di capire, e non ci metti la giusta attenzione, il giusto furore agonistico, allora sì, rischia di diventare veramente un problema. Dicendo peraltro abbiamo perso con una squadra di promozione, io questa frase starei ben attento a dirla, Io ho letto anch'io, hai letto anche tu? E poi io dico sempre, se non lo sento, è riportata, va bene, è virgolettata. È virgolettata, quindi... Comunque il concetto è che sicuramente c'è stato un cambio di mentalità, di progetto che in questo momento non sta pagando. Ma poi hanno perso anche qualche giocatore importante, Valenta e De Anna davanti, mi pare che uno dei problemi sia proprio lì. Anche dietro qualcosina, è andato via qualcuno che insomma giocava lì da anni, si è cambiato qualcosa, si è cambiato mentalità di gioco, tutto. Poi... Domani col Portogruaro bisogna cambiare ritmo. Ma non è mica facile a Portogruaro. Portogruaro è una squadra che è arrivata quinta, sesta l'altro anno, 7 punti in classifica, è andata a vincere a Belluno domenica al Portogruaro, quindi cioè, è un momento molto delicato, c'è una fiducia ovviamente nell'allenatore, è giusto dare tempo, però ci si chiederà quanto tempo. Da difensore, quindi anche qua una banalità, è ovvio che il gol preso da Brian Legnano, la prima cosa che viene da dire, non si fa, però hai sentito cosa ha detto Paolucci? Sì. Noi stiamo Io ho grande pensando... ammirazione perché una squadra che ha il coraggio di salvarsi, di provare a salvarsi attraverso il gioco va ammirata. Poi giocare bene per me non è la costruzione dal basso, adesso si sta un po' abusando di questa cosa, è una squadra che dovrà lottare con le unghie e con i denti, se prende dei gol del genere. No, il problema della costruzione dal basso, io non ho voluto parlare con Mister Moras, lui dice io non voglio la palla in verticale da lì, no? È un errore, l'errore lo fai, però la mentalità, e qua ho due allenatori, è quello di essere da lì che fa il gioco, ma veramente da lì o poco oltre. È una mentalità che però ti espone, un gol così se lo prendi è grave comunque, al di là di tutto, come la vedete? Sì, è grave sì, pesa sicuramente perché comunque in un campionato poi così equilibrato è chiaro che andare, prendere gol in partita in cui sei spesso tirato può spostare anche quello che è il contesto emotivo, insomma, no? Io sono più per il fatto del decifrare le situazioni, no? Ci sono momenti in cui puoi giocare e momenti in cui puoi giocare meno. Ecco, esatto, non un'idea assoluta che va avanti a prescindere. Anche perché insomma la partita stessa è situazionale. Tu avresti mai fatto una costruzione dal basso così? Ma lui aveva i piedi buoni. Lui sì. Lui non avrebbe sbagliato. No, ma diciamo che già in Serie A più del 50% dei gol avvengono per costruzione dal basso sbagliata. Nei dilettanti è ancora peggio perché si gioca in campi diversi, con palloni diversi e con qualità diversa. Quindi a volte è meglio lasciare stare certe cose. E purtroppo quando poi incappi in un gol così, Barlocco, è chiaro che tutti noi finiamo a parlare di questa benedetta costruzione dal basso, al di là che tu hai un solo episodio, però se guardi la partita, quante di giocate armoniose hanno portato il Brian Legnano a creare occasioni da gol. Però. Ma dopo se leggiamo un attimo tra le righe, io sono d'accordo con quello che dice Paolucci e lo dice con cognizione di causa, perché molto probabilmente al Brian Legnano, che è una squadra che ha qualità, gli manca un po' di fisicità, quindi diciamo che è proprio contingente il fatto di dover costruire dal basso, proprio per questo motivo qua. Sì, sì. Poi è ovvio, il concetto base, Simone, di questa stagione del Brian Legnano è: io mi devo salvare, per salvarmi devo provare a creare più gioco, non provare a subirne il meno possibile, perché se creo ho più possibilità di vincere, se gioco solo a difendere magari una, due ne porto fuori, ma alla lunga cosa mi porta? Sì, vedremo. L'hanno detto, vedremo, però una roba, un contesto a Paolucci, dice ci fa arrabbiare, non ti deve far arrabbiare perché è il tuo allenatore e non lo critico che vuole queste cose, quindi è inutile che ti arrabbi. Sì, non vorrà quel pallone. Ho capito, così. Però abbiamo due allenatori qua, io avevo visto una volta una lezione, l'uscita dal basso porta proprio la palla al play come hanno provato a dare loro.
Quindi non è è un errore forse del play che non so chi era, che si addormenta. C'è anche quella forse, lettura che dà l'allenatore, è vero. Però la costruzione dal basso parte proprio col dare palla al play davanti alla difesa. Siete d'accordo, mi pare, con Fornasiere? Beh, bravo Fornasiere, sei 2 allenatori d'accordo. Appena li esonerano posso... E adesso ti lancio una provocazione rapidissima per chiudere l'argomento Serie D. Io ho detto che la vittoria serve più di tutte al Chions, ma sai che io penso che serva più di tutte al Charlis Muzzane? Beh, serve al Charlis perché il Charlis deve invertire un trend, l'ha detto anche Zironelli oggi nella conferenza pre-partita, ha detto abbiamo fatto bene fuori tutti i punti, però adesso è ora anche di girare il trend in casa e quindi domani c'è un'occasione, però domani, attenzione, lo dico, l'ho detto anche alle altre puntate, Brian e Charlins giocano con 2 bergamasche che, non me ne vogliano, con tutto rispetto, non sono 2 squadre trentine, le bergamasche sono ossi duri per tutti quest'anno e quindi però concordo con te che bisogna anche vincere in casa. Bisogna vincere in casa e dare quella continuità che ti fa capire che ci sei, no? Anche perché poi domenica vai a Belluno, poi arrivano i 2 derby, quindi ottobre bello denso. Però anche il Brian ha uno scontro salvezza domani in casa della Real Caleppina. Se domani riuscisse a fare 3 punti, il Brian ne ha 5, mi pare, la Caleppina 4, vai a 4 punti, Sì, è un bel turno infrasettimanale che vivremo, una Serie D insomma con una vittoria che serve a tutte, poi giovedì le immagini con l'appuntamento quotidiano di A Tutto Campo alle 19:30. Adesso in questa prima parte di puntata, prima di concentrarsi sui nostri ospiti, prima di sentire le scelte dell'ultimo weekend di settembre con i protagonisti e di raccontarvi un po' di storie, il non va. Perché lo abbiamo anticipato, senza i risultati si fa dura. Abbiamo scelto queste 3 situazioni con una delle notizie che chiude settembre, il primo esonero dei dilettanti. Vediamo. La gran botta! Non va. Sono in difficoltà Pro Gorizia e Rive Flaibano. Solo 2 gol fatti. Sandrin e Rossi sono 2 allenatori importanti, ma devono svoltare. Serve la prima vittoria in campionato. E poi non va la Gemonese, ma questo lo sa anche la società, che dopo 0 punti in 3 partite, 7 gol subiti e 0 fatti, decide di sostituire Mr. Cali. Il commento sul primo esonero. Lo avevi detto tu la scorsa settimana, occhio, volevi mettere la Gemonese nel non va. Stavolta la metto però. Sì. 0 su 3, è pesante. 0 gol fatti. 0 gol fatti. È vero il Pordenone la prima, così, ma poi... Corva la seconda. Corva, sì, però dai, la Gemonese è una squadra che col Corva può giocarsela o no? Certo. Anche col Pordenone. Sì, anche col Pordenone. Sì. Ma dico, vabbè, il Pordenone voglio dargli quel beneficio di lasciarlo un po' sopra le altre, no? Ma col Corva e con l'Aviano sono 2 partite che... Sai cosa mi ha sorpreso? Perché Kalin è stato un allenatore che proprio gli è stata data l'anno scorso una totale fiducia, una totale convinzione fosse quello per aprire un percorso di identità, di gioco. Non so cosa possa essere saltato. Io ho provato a contattare Peter Kalin, non sono riuscito a chiacchierare con lui per capire che cos'è mancato quest'anno. Secondo me è mancato feeling con il gruppo. Non voglio dire, ma la scorsa settimana quella battuta, poi discutibile o meno, di Cristofoli, a me aveva lasciato un po' perplesso. Vuol dire che magari, quando cominci a non legare magari con un giocatore che ha una sua esperienza, eccetera, non so chi avesse torto o ragione, però denotava che qualcosa da gestire c'era. Forse un problema di gestione, non lo so. Sì, però... Vai, scusa. Però sul problema di gestione sono curioso adesso. Perché la Gemonese ha esonerato un allenatore sloveno e in gruppo ha credo 4 o 5 sloveni. Bisogna vedere. Potrebbe essere
Non lo so. Però non so se era un problema di gruppo, faccio un'ipotesi buttata lì, veramente non sono riuscito ad approfondire. Un po' di pessimismo quando c'è stato il Presidente 15 giorni fa, e c'era un po' di preoccupazione che sconfinava nel pessimismo, quindi forse le certezze non erano così solide e come sempre in queste situazioni L'aveva detto che non gli era piaciuta a Pordenone la sua squadra, no? Ed era 2 giorni preoccupato dopo. per la formula del girone, dice non so se la mia squadra è attrezzata per fare un super campionato, che vuol dire salvezza. Velu ha detto, no? Parti la famosa frase. Velu ha detto. Vero. Infatti meglio agire subito, no? Vi ha sorpreso questo esonero? Beh, sicuramente perché ha dei giocatori molto importanti e vedere la Gemonese con tutti quei gol subiti, subire gol ogni partita, non farne ancora uno, con 2 difensori sloveni molto forti. Sokanovic in attacco e comunque l'anno scorso ha fatto 22 gol. Ce l'avevi tu, ha sbagliato il rigore, non sta benissimo, ne sai qualcosa? No, a livello fisico, a quanto so io, sta bene. Strano, no? Strano, una partenza strana. Sì. Anche in Coppa hanno fatto male, subito sono. No, perché poi davvero la promozione ti fa paura, no? Cioè 3 giornate con questi numeri, Pier, devi anche prendere la decisione, no? Subito. Sì, infatti per questo dico, leggevo molta preoccupazione del Presidente 15 giorni fa, prima di cominciare il ciclo poi negativo, e quindi la decisione probabilmente servirà a dare una scossa. Mancano 10 giornate alla fine dell'andata, quindi anche ragionando in proiezione diventa zona rossissima. Barlocco? Ma guarda, io sono contrario agli esoneri, specialmente dopo 3 giornate di campionato, perché secondo me un allenatore dovrebbe avere il tempo di poter costruire qualche cosa, e quindi partiamo da questo concetto qui, perché se fai una scelta, la scelta la devi dopo anche per Ma è iniziata l'anno scorso la costruzione, si è bloccata bruscamente, no? Sì, secondo me è una squadra che ha qualità. Io quest'anno li ho visti in un amichevole, pensa a Paluzza, che hanno fatto proprio contro il Fagagna, ed era una squadra che secondo me, a prescindere dal condottiero, l'unica spiegazione plausibile che mi posso dare può essere veramente che si fosse rotto il giocattolo. Qualcosa si è rotto, oppure era solo una questione di tempo e di tempistica, ma se interviene la società vuol dire che qualcosa ha visto. Tu sei un allenatore giovanissimo, no? Gabri, magari in questo momento, se andiamo ad analizzare anche Cali, che è stato un giocatore di altissima qualità, che però come allenatore magari può fare il ragionamento della società, ma ha l'esperienza per gestirmi un campionato così complicato con tante retrocessioni, vado su un allenatore navigato, un uomo di calcio navigato del territorio. Può essere un'analisi, no? Sì, sicuramente. Fa strano dopo 3 partite, anche perché comunque la Gemonese l'anno scorso ha fatto un buon percorso, quest'anno era il momento della continuità, probabilmente sono entrati in un loop di sfiducia totale, è un po' come è successo analogamente al Codroipo l'anno scorso, comunque, che quella partenza falsa, brutta, che in Coppa ha fatto così, in campionato era partito male, purtroppo ci sono comunque la risposta del Presidente Pretto è molto chiara, no? Quello che dicevo in partenza, si fa dura, ho la sensazione di non farcela, lui la risposta se l'è data, secondo me non ce la faccio, devo agire. Questo ha detto. Nel non va però ho messo un mix di squadre, perché insomma sono 5 giornate in eccellenza, c'è chi ancora non ha vinto, ve l'ho detto in partenza, c'è Gorizia che al di là dei percorsi che possiamo analizzare e di quando potrà sbloccarsi è nettamente in difficoltà. Ne parlavo invece con mister Sandrin, che sono riuscito a chiacchierare un po', comunque al di là di quello che sta costruendo, lui dice deve sbloccarmi, non ho mai visto la mia squadra perdere determinati equilibri. È ovvio che io non posso perdere 3-0 col Tamai. Questo è un messaggio, no? Gabri, Gorizia può perdere ma non 3-0, no? Al di là degli episodi e di un buon primo tempo. Sei il Gorizia, comunque hai il carico di un blasone importante, i giocatori comunque ci sono, la guida tecnica c'è, probabilmente l'amalgama quando cambi tanto è un po' più difficoltosa, è certo che comunque la piazza ha esigenze importanti. Qual è il non va, più non va? Scusate questa domanda un po' strana, esclusa la Gemonese che abbiamo detto ha scelto un esonero e quindi era chiaro che fosse una situazione da critica, no? Le altre stanno ferme, attendono
e sono fiduciose, anche se secondo me Rive Flaibano col Fagagna potrebbe essere, povero mister Rosso, ogni anno gli faccio questi discorsi, ma secondo me può essere di nuovo un dentro fuori come era l'anno scorso. Chi è il più non va? Russo? Beh, togliendo Gemonese, forse la partenza del Rive come l'anno scorso. È quella poi, che... se sono bravi come l'anno scorso a seguire l'allenatore, ne possono uscire sicuramente, anche perché la squadra c'è. Ok, per te? Sono d'accordo. Rive Flaibano. Perché comunque mi metto anche nei panni di Max, sì, penso sia comunque difficile credere che ogni anno poi svolti completamente. Lui comunque anche all'inizio con la Spal era partito in sordina, poi ha fatto una cavalcata straordinaria. L'anno scorso a Flaibano partito malissimo, poi togli le prime 7 partite, probabilmente ha un trend da secondo o terzo posto. Quest'anno a sto punto sì, gli auguro di ripeterlo, però, ma penso sia ogni anno più difficile. Ecco, è una lettura anche questa, dover di nuovo riprenderti da una partenza difficile, no? Pierpaolo Ponte. Potrebbe essere magari un tema di preparazione, no? Perché se si ripete ogni anno una situazione del genere probabilmente non è una glielo casualità, chiederemo, sabato siamo a Fagagna, sarà la partita che seguiremo, lo anticipo già, glielo chiederò, dai. Quindi per te non va il Rive Flaibano più del Gorizia? Ma io voglio sperare che il trend sia lo stesso degli anni scorsi, che quindi si riprenda. Per il blasone il Gorizia fa molto rumore. E per il fatto che fa fatica a creare là davanti, è poco. Io domenica chiedevo ai miei ospiti, ma non avete la paura, capitemi, insomma, la paura sensazione, sportiva, paura sportiva, che magari Gorizia rischi di fare un campionato a soffrire, passatemi te, non a soffrire. È ovvio che Gorizia non ha una rosa da retrocessione, ma può soffrire se non... Sabato Simone va a Fiume. Fiume è una squadra che ha alti e bassi, ma è difficile. Sì, che ha battuto già il Tamà in casa l'ultima, che viene da una sconfitta. Allora, se io ti devo dire, la risposta è, ti dico il Gorizia, ti dico che si può perdere 3-0 col Tamai, quindi dissento, non sono d'accordo con te, però non si può non vincere una volta in 5 partite, se sei il Gorizia. Col Tamai si può perdere. Il Rive anche per me sta deludendo, ma ragazzi ha perso davanti tutto quello che poteva perdere. Quindi lo giustifico. Lo giustifico, davanti il Rive veramente fa una fatica a fare gol, ma quando perdi, era seduto lì una settimana, 2 fa. Lo risentiremo, è andato in gol tra l'altro. Sì, quando perdi Sentiamo cammina avanti. Sì, io resto sul non va, resto sul Gorizia, perché le aspettative che ho sul Gorizia sono assolutamente più alte e questo è fuori di dubbio. Per quello che riguarda il Rive, sono d'accordo anche con Simone in questo caso, perché a prescindere dalle qualità di Max Rossi, che è un allenatore che io stimo tantissimo, davanti veramente fa fatica. Dopo bisogna citare per forza il Maniago, che purtroppo dopo 5 partite ancora 0 punti. Io ho sentito oggi Bortoluzzi, l'allenatore dei portieri, per chiedergli com'è l'ambiente. Secondo me loro sono preparati a dover fare un campionato di sacrificio e quindi io non li metto tra i bocciati o tra i non va. Io adesso... Però è chiaro che i 0 punti sono tanti. Hanno perso quasi sempre di misura, in casa hanno perso 3 volte 2-1 andando sempre in vantaggio, quindi vuol dire che qualcosa c'è, bisogna lavorare forse anche... Ma Stoico parlava di questo, dava un'idea proprio di fiducia, diceva dobbiamo lavorare su certe cose, ma la squadra mi ha dato dei segnali. È chiaro che quando non arrivano i risultati pesa. Quindi anche qui, se ragioniamo, un Maniago dopo 5 sconfitte di fila dà fiducia ancora al suo allenatore. E non so neanche lì però quanta fiducia c'è ancora. Secondo me anche lì è da monitorare. Era già successo in passato partenze negative, io ricordo Bortolussi con San Daniele, però la domanda è quale di queste squadre vi dà la sensazione che switcha? Quale? Allora, onestamente... Compresa la Gemonese? No, restiamo in eccellenza. Allora ti dico Rive Flaibano. Anch'io. Sì? Sono d'accordo. Io spero il Maniago. No, secondo Voi me che idea avete? il Rive ha il problema del gol. Adesso mi anticipi un tema, il problema del gol. Anche secondo me il Rive. Quello che switcha il Rive Per me Flaibano. switchano entrambe, Rive e Gorizia. Allora poi smette qualcuno di correre, no? Vedremo. Il problema del gol. Ho chiesto a Paolo Lucci
questa cosa qua, chi secondo te ha fatto bene, chi l'hai vista un po' sotto le aspettative in eccellenza? Insomma, penso possa dare una risposta da DS che ha vinto l'eccellenza l'anno scorso, no? Senti cosa ci dice e chi nomina. Sentiamo Paolucci. Chi ti ha sorpreso di più? Chi secondo te sta facendo più fatica in eccellenza? Per la rosa che ha, l'Azzurra Premariaco. Che bella lettura. Dopo prendo questo spunto e lo do in pasto ai nostri ospiti. Eccolo qua, vai. 4 partite su 5 non ha fatto gol, l'Azzurra. Però un gol subito e un gol fatto, questione di gol. 4 partite ha fatto clean sheet. Però sono d'accordo, l'Azzurra, anche l'Azzurra davanti ha qualche problemino, Tu l'hai affrontata, dimmi sinceramente che sensazione hai avuto sulla pericolosità offensiva. Ma è una squadra che comunque ha degli interpreti che può accendersi da un momento all'altro, perché comunque Corvaglia, Puddu è gente che ha colpi importanti, contro di noi non ci ha dato una grandissima percezione di pericolo, fatto salvo l'unica palla aperta che gli abbiamo concesso, che sono arrivati in porta, quindi è una squadra che realmente può farti male da un momento all'altro. Quindi d'accordo sull'Azzurra, sulla segnalazione di Paolucci, Barlocco? Allora sì, sono d'accordo con quello che dice il mister. Corvaglia e Puddu, che sono 2 giocatori indubbiamente molto forti, piuttosto statici. L'unico gol a Fiume l'hanno fatto su rigore proprio, mi pare, no? Quindi su azione non hanno mai segnato. Parlavamo prima, una statistica curiosa, loro delle 3 punte, 2 a proposito di tendine d'Achille hanno rotto il tendine d'Achille e non torni mai lo stesso giocatore di prima. Io Gasci, parte tu. A parte io, sì, perché ero scarso prima, quindi sono ritornato uguale, ma per esempio Gasci, che è un attaccante secondo me fortissimo, aveva molto basato il suo gioco sulla fisicità, quindi se ti viene a mancare un po' questa cosa, poi tra l'altro non era uno che aveva 20 gol nelle gambe, credo non sia mai andato in doppia cifra, aveva caratteristiche diverse, fa reparto da solo. Okay. Tra le cose, tra un non va che è stato segnalato, vi devo parlare di Pordenone, ma attenzione, guardate, oggi esce, facciamo un po' di rassegna, no? La notizia riprende il fatto che la presenza dei tifosi, insomma, ci fosse una rete di quelle del campo danneggiata, trascrittinate che dei danni. Allora, premessa, io non sono nessuno qua per giudicare i titoli e i giornali, questa è una cronaca e metto e chiedo un commento. Io vi dico la mia, perché nell'articolo poi si parla di una macchia nel percorso della società, la mia opinione, che non è per criticare chi scrive, cioè proprio non è questo il tema. Qui c'è un fatto di cronaca, c'è una rete rovinata, il Corva che chiede i danni, il Pordenone che ha già detto la metto a posto, è il discorso, la presenza di tifosi come possono essere gli ultra nei campi dei dilettanti. Signori, vi chiedo se volete rinquadrarmi perché lo ripeto e voglio dirlo ai tifosi del Pordenone perché l'ho detto domenica. Per me i tifosi del Pordenone hanno fatto i complimenti, sono stati per me dei grandi tifosi e è vero, il problema è stata una rete malconcia che adesso verrà messa a posto, ma sinceramente non penso che quella rete possa essere un problema dopo quello che ho visto io domenica. E ripeto, non è una critica all'articolo, l'articolo è cronaca, ma la questione di avere gli ultra è che possa esserci qualche problemino, qualche piccolo danno o medio danno, non lo so perché poi non so la questione economica. Voi come la vedete? Vediamo un po' di immagini anche di tifosi. Che posizione avete? Identica situazione che si era creata quando la Triestina era scesa nei dilettanti, stessa identica polemica e io la penso esattamente come te, anzi è un bene che gli stadi si riempiano di questi colori, di questa passione, eccetera. Quindi è una cassa di risonanza per tutto il mondo dilettante. L'ultra va sulla rete. Adesso, con tutto rispetto, la gestione della Triestina, non me ne vogliono, è stata molto più difficile. Molto più. Certo. È anche un altro tipo di pubblico, Trieste, chiaramente. Ma, francamente, l'unica alternativa che hai, o giochi su un altro campo o gli dai un altro spazio. La rete, il tifoso, se noi accettiamo il tifoso come è giusto che sia, io guai se non ci fosse il tifoso ultra,
Anche se succede che va sulla rete a tifare, allo striscione, al colore, al tifoso, guardate Facca che va a esultare proprio sulla rete con loro, perché un giocatore, credetemi, si sentirà in un'altra dimensione. Anche gli avversari. Anche gli avversari. Quindi non può essere, Simone Fornasieri, la tua opinione? Sì, concordo con Pier, concludo che c'è una sostanziale differenza, che la Triestina non la facevano mai giocare in campi come Corva, che sono giustamente campi di dilettanti, che quindi non possiamo pensare abbiano il settore ospiti, 3 gradinate, 2 curve. Però la rete l'accettiamo come danno collaterale? Ma sì, anche perché credo che sia un danno fatto proprio per l'esultanza, non per vandalismo di voler distruggere una rete, anzi ne sono quasi certo, quindi... Forse l'ha fatta Facca andando ad esultare. Sì. Ma poi era veramente un pezzo, cioè l'immagine l'avete vista? Una perizia da che parte... Se rivediamo l'immagine della rete nel titolo, c'è il titolo del giornale, e noi eravamo lì con la rete, credo sia veramente un quadrato. Ma poi c'è Pordenone, come l'ho ascoltato adesso da te, si è fatto carico di mettere a posto la rete. Già finisce il problema. Basta, chiudiamo, no? Ma tra l'altro ci tengo a dire che anche il presidente Norman Giacomini del Corva, un messaggio molto tranquillo, nessun tipo di polemica, eccetera. Però poi, siccome c'è, e uno si chiede, e nell'articolo anche fanno questo ragionamento, come ci comporteremo in futuro, allora dico, è un tema di discussione, voglio sentire che opinioni ci sono da opinionisti e protagonisti, e fine. Chiudiamo col giro di opinioni, Barlocco? Sono d'accordo con voi, secondo me creare un caso è anche inutilmente, anche perché io che ho seguito il Pordenone di Tesser, quindi posso dire soltanto bene dei tifosi del Pordenone, nella loro correttezza in altre categorie. Quindi, però non è bella la trasmissione, perché dovevo avere uno che mi diceva no, non va bene, così si animava. Tutti d'accordo, mi pare. Io ricordo che quando la Triestina era in eccellenza, appunto, molte partite non giocavano nei campi. No, questo. Io avevo la fortuna di giocare a Fontana Fredda e lì sono potuti venire tranquillamente. Dico una cosa, non è secondo me neanche giusto che un tifoso che spende 10 euro per guardare una partita la debba guardare dalla rete. Credo che quell'anno siamo andati... Vedi che è un bravo ospite lui. Vedi che è un bravo ospite. Quindi tu potresti fare l'opinionista. Prossimo anno. Va bene. No, perché questo è un concetto. Allora giochiamo su... però l'ho detto anch'io che li hanno messi in un campo... Però dall'altra parte il Corva ti dice: ma perché devo rinunciare a giocare nel mio campo? Non è giusto neanche quello. Non è giusto neanche quello, è un tema un po' complicato. Chiudiamo con Moroso. Sì, il prezzo da pagare per una tifoseria del genere, penso una rete possa essere, insomma, accettabile, anche perché tutti quegli ingressi avranno consumato, insomma, dico, non penso sia un problema economico. No, ecco, ma poi veramente e neanche di civiltà, insomma. Ma no, ma veramente tifano solo ed esclusivamente la loro squadra, questo è il tema. Ma io non ho sentito un coro strano, cioè, ripeto, Pordenone, a parte che io ho sempre avuto una simpatia per i tifosi neroverdi, la confermo. Va bene, Facca esulta davanti ai suoi tifosi ed è un elemento. Tu hai giocato insieme, mi sbaglio, a Cordenons. A Fontana Fredda e a Cordenone. Ecco, guardiamo Facca. Guarda qua ti ho recuperato un po' di immagini di quando eri a Cordenons con Conte. In quel Cordenons c'era Campaner, che adesso è il mister del Pordenone, Facca, che è il giocatore del Pordenone. A proposito, Pordenone che ha acquistato anche Zamuner, è un super Pordenone. Sì, con un Facca e più tutti gli altri. Che commento mi fai? Sarai contento che siete quest'anno, invece che come l'anno scorso eravate insieme tu e Campaner, quest'anno sei contento di non stare nel suo girone? O sarebbe stata una bella sfida? No, diciamo che siamo contenti entrambi di non giocarci contro quest'anno. E sarebbe stata sì una bella sfida, ma meglio uno da una parte e uno dall'altra. Ci vogliamo bene, ma quest'anno a distanza. Facca, cosa mi dici? Marco è sempre stato un gran giocatore. Lo scorso anno ha cominciato a fare la punta e ha fatto il capocannoniere in promozione veneta. E quest'anno mi sa che ha continuato a fare questo. Un bravo ragazzo sicuramente, è cresciuto anche fisicamente rispetto a un po' di anni fa, è cresciuto anche mentalmente, è una famiglia e come giocatore non si può discutere.
Non si può discutere questo Pordenone come qualità, anche se il Corva è stato veramente bravo a interpretare la partita nel primo tempo. Poi non so se hai visto il gol, Davide, quella punizione che sblocca la partita, visto, sì. Portiere un po' nascosto. Poi ne parleremo anche sul gol di Cabine, visto che abbiamo Barlocco che è stato un portiere serio, non come me, ne parleremo. È un Pordenone che in promozione, insomma... È la squadra da battere, insomma, dai. Poi non è mai facile, come non sarà facile per il Lavariano, insomma, perché sei una squadra e ogni domenica ti fanno la parte della vita contro, insomma, e quindi anche questo... Essere la grande favorita, è dura? È dura perché ogni domenica, come diceva il mister, tutte le squadre giocano alla morte, tutti ti aspettano, tutti non vedono l'ora di batterti e anche chi non ti gioca contro spera che tu perda. Ecco. Quindi è dura, sì, è dura, ma è bello così, meglio cercare di vincere che doversi salvare. Tu sei un giovane allenatore, alleni da 4 anni, 3 anni, no? Sì, questo è il quarto. Questo è il quarta stagione. Gabriele Moroso da primo allenatore la seconda stagione. Possiamo dire che prendono piede anche le nuove generazioni di allenatori. In questo servizio parliamo di loro, dei nostri ospiti, questi nuovi allenatori che si prendono la scena. Vediamo. Uno ha appena sfidato la sua ex squadra, l'altro ci gioca sabato. Tutti e due sono allenatori giovani con un percorso iniziato nel periodo Covid. Uno è Amedeo Russo, l'altro Gabriele Moroso. Russo ha un passato importante da giocatore dilettante. Arriva in Friuli, dalla zia di Fontanafredda, nel 2002 da Pozzuoli, con il suo paese e in rosa 17enne nel campionato di Serie D vinto. Da noi fa parte dello storico Sarone e poi vincerà l'eccellenza anche a Cordenons. Il friulanissimo Moroso gioca a buoni livelli e con la Spal Cordovado promossa in eccellenza nella stagione 2019-20 fino a dicembre, dopo aver fatto parte del Briant Agato Birtige, capace di arrivare alle finali playoff di eccellenza. È lì che il DS Fabio Berti intravede in lui un futuro da allenatore, lo porta infatti nello staff del primo Brian Lignano e poi a Tamai come secondo, dove a 31 anni fa l'esordio a San Luigi in panchina, gara di Coppa Italia, esordio vincente. Resterà a farsi le ossa con mister De Agostini prima di trovare nella San Vitese chi crede in lui come primo. Il classe 90 diventa il più giovane della categoria in panchina e subito in eccellenza si mette in mostra con risultati sorprendenti. Russo invece gioca le sue ultime stagioni a Romance e Marano, poi nel giro di un'estate a 38 anni da giocatore diventa allenatore della Cormonese e da lì parte subito vincendo e nel curriculum in 3 anni ci sono già un campionato e una coppa. Storie di giovani allenatori che provano a fare i predestinati. È così? C'è voglia di partire presto per provare a fare qualcosa di importante, no? Allenatore un po' per vocazione, Gabriele Moroso? Sì, insomma, ognuno penso che all'interno di se stesso, nel percorso sportivo e di vita, senta quali sono le attitudini che più risaltano. Questa comunque me la sono sempre sentita dentro, è qualcosa che comunque ho voluto approfondire, ho voluto intraprendere facendo comunque gavetta, imparando dai migliori. Ma anche con una grande convinzione, perché è così giovane l'impatto che hai avuto con la San Vitese, che come ti presenti, come parli, come tieni anche le tue tesi, come tieni la panchina anche di fronte magari a allenatori un po' più navigati, mi dà l'idea di non di presunzione ma di convinzione. Sì, insomma, sai, comunque in un collettivo, un ruolo di comando in un collettivo comunque ha bisogno della consapevolezza, perché allo stesso tempo serve per te, serve trasmetterla a chi va in campo e quindi insomma non c'è tempo e non c'è motivo per le insicurezze, perché altrimenti poi quelle vengono ripartite negli interpreti. Molto meglio portare avanti le proprie idee, eventualmente sbagliare, cadere, ripartire, insomma penso faccia parte del percorso dello sport, del calcio, della vita in genere, insomma, ecco. Poi parliamo della tua San Vitese e ovviamente della Varia Mortean di Russo che arriva dalla tu sfiderai il Tamai, ex squadra e grande favorita della eccellenza, facile partita sabato. Tu hai già sfidato invece la Formiuri da ex 2 volte. Poi ne parliamo, solo una battuta. Russo, lui è allenatore per vocazione.
Russo come? Perché ci arriva, dovevi giocare e poi parti subito, allenatore, e parti forte. Sì, anch'io erano anni che ci pensavo, naturalmente il Covid mi ha aiutato. Accelerato. Esatto, devo ringraziare la Cormonese che si era ritrovata poi senza allenatore e mi ha chiesto di allenare. Dovevo partire dalla seconda categoria perché noi eravamo in seconda, mentre invece siamo stati pescati in prima e abbiamo vinto subito il campionato con 5 o 6 partite d'anticipo. Io ero molto più contento se avessimo fatto la seconda, perché con quella squadra l'avremmo vinta tranquillamente. Andare in prima, poi con l'aneddoto che vi ho raccontato prima, inizialmente è stato un po' difficile, poi dopo invece i ragazzi mi hanno aiutato ed è stato molto più semplice. E adesso sei in promozione per provare a vincere anche questa categoria. Noi ci fermiamo un attimo, poi ripartiamo, secondo tempo nella nostra trasmissione, verso il prossimo turno e analisi dell'ultimo turno in queste sfide con le ex squadre per Moroso e Russo, nostri ospiti, e poi tocca agli opinionisti, arrivano le scelte, quelle finali di settembre, l'ultimo weekend di settembre con i migliori da decidere, e stasera c'è una bella storia da raccontare, più storie, quindi restate lì, torniamo fra poco. Tese contro il Tamai, a Tamai, ex squadra di Gabriele Moroso. Riprendiamo da qua, guardando verso il prossimo turno, prima di tornare indietro. Già l'anno scorso per te una partita sentita, e diciamoci la verità, hai esultato parecchio l'andata quando hai battuto il Tamai, no? Sì, certo, insomma. Ci sta. Quindi non è l'ex che non esulta se vince. No, vabbè, insomma, dai, comunque... Senti, ma tu, a parte che avevi De Agostini davanti, che è un mostro sacro, ma avevi mai pensato, magari Tamai mi dà la prima squadra? Hai mai fatto questo pensiero? Era troppo? Ma no, in quel momento lì non mi era mai capitato di elaborare un pensiero del genere, perché comunque eravamo, insomma, reduci da una grande annata. Certo. De Agostini a Tamai è un'istituzione, quindi insomma, dai, neanche pensarci. E a San Vito invece che chiamata è stata? Inaspettata, inizialmente una chiacchierata e poi insomma che ha preso forma, ha preso colore, è partita come un'idea, è diventata poi sempre più concreta e quindi emozionante, motivante, insomma qualcosa che ha tirato fuori poi il meglio di me, insomma. E si è partito bene anche quest'anno? Per ora si è partito bene. Sì, non possiamo lamentarci, insomma abbiamo passato il turno di Coppa, che comunque era un primo micro obiettivo, se non altro perché comunque la finale di Coppa Italia quest'anno si gioca a San Vito, e in campionato insomma stiamo facendo un percorso commisurato a quello che sono le nostre possibilità, e, insomma il nostro obiettivo comunque principale, a prescindere da conferme, riconferme, punti, non punti, è quello di stare più lontano possibile dalle zone calde. Insomma. È che hai un po' di problemi di formazione, perché Rinaldi non è stato benissimo, Pontoni non è stato benissimo, là davanti hai avuto un po' di problemi, hai trovato anche quest'anno un Banse super. È chiaro che con il Tamai dovresti essere al meglio della formazione, no? Sì, purtroppo non è così. Davide contro Golia comunque, quindi, però insomma... È così tanto più forte, no? Questo Tamai dà questa impressione. In questo momento, a detta di tutti, è la squadra favoritissima, la squadra che gioca meglio, la squadra che deve vincere il campionato. A me interessa per questa partita che possiamo andare a giocarcela spensierati, con quella sana convinzione di poter competere, insomma competere nel mondo dello sport è quello che tu devi garantirti, insomma, per viverlo con gratificazione. Prego, ditemi. Ma guarda, io sinceramente la Sanvitese l'ho vista solo una volta e probabilmente nella peggior partita che abbia giocato, a detta proprio del mister, che l'ho visto giocare contro il Fagagna, e non è che mi abbiano entusiasmato, diciamo. Il Tamai l'ho visto sempre contro il Fagagna
e posso dire che è una squadra decisamente attrezzata per poter vincere il campionato. E Davide contro Golia? No, dai, Davide contro Golia è offensivo per la sua squadra. Lui capisco che lo dica da allenatore, però non è Davide contro Golia, perché un anno fa erano le due squadre che si giocavano il secondo posto, addirittura dietro il Brian, quindi Davide contro Golia non lo è. Non te la passo. Che il Tamai, che se ti devo dare una percentuale, che il Tamai sia 60 e 40, lo dico anch'io, ma Davide contro Golia è un'altra cosa. È giovane contro esperto, a proposito di allenatori, stavo per dire giovane contro... Beh, va meglio esperto. Oltretutto della stessa scuola, perché lui avendo fatto il secondo e quindi... Però è una bella Però è giusto che lui lo dica, Forse non è Davide contro Golia, però insomma... Diciamo che abbiamo in questo momento qualche defezione anche importante, quindi insomma... Comunque, io ho visto... Comunque le contromisure ce le ha. Sì, non ce le dice stasera, però è una delle sfide del weekend, del sabato, tanti anticipi. E ho visto però Gabriele Moroso, veramente mi piace come dialoga con i giocatori, questi discorsi. A me piace molto come interpreta il ruolo, no? Perché forse da giocatore, insomma, anche se avevi un po' di qualità, perché anche da giocatore eri bravo, no? O era meglio, perché sento subito di andare a fare allenatore? Ma sì, è perché non eri convinto? No, insomma, ti dico, questa era una vocazione che mi sentivo e quindi volevo... Guarda qua, guarda, la rivediamo. Siamo andati a pescare negli archivi di Udinese Channel questa... Eccola qua, la conclusione, traverso l'amichevole con Udinese Primavera, in porta era Sourdis, che è passato da Cernis Muzzano. A Dampezzo, quel campo lì, bravo, no? sì, beh. Insomma, abbiamo pescato questa male, chicca. dai, Il figlio prodigo. Sì, esatto, lui. E allora, invece, materiale d'archivi nei servizi che vi ho proposto, Moroso abbiamo ripescato una giocata. Russo, in questa storia, lo abbiamo ripescato quando ha festeggiato uno dei primo campionato vinto in Friuli Venezia Giulia con il Sarone. A proposito di Sarone, titolo dedicato, adesso da stasera partono le storie dei dilettanti con le interviste. Stasera è una storia che va oltre i dilettanti con Dennis McCann che ci racconta il suo percorso sportivo. Saremo a casa sua a raccontarvi e a sentire un po' di personaggi. In quella foto che ci ha proposto Russo c'era anche Sacher vicino a te. Sacher e Brescancini. Ecco. Scusa, in porta c'era proprio Michele Bortoluzzi che lui ha nominato poco fa, no? Ecco, a ottobre il grande Sarone lo rivivremo con dei protagonisti, intervista a Paolo Sacher, intervista a Crestan, no? Pierpaolo Ponte a fine dell'intervista ci darà una sua lettura di che giocatori e personaggi sono state, ma Russo con Sacher ha vinto anche una Coppa Italia, gol tuo decisivo, assist, prima gol e poi assist di Sacher che ci ha raccontato un aneddoto, ve lo anticipo prima del ciclo dedicato al Sarone, mese di ottobre. Abbiamo anche gli annunci come al cinema, dovete seguirci sempre. Sentiamo Sacher. La mattina mi sono svegliato per andare alla partita, ovviamente sono ore dormite però per capirci. E poche, quasi niente. Quindi mi sono svegliato all'improvviso. Il problema è che io vivevo a Sacile, e a Sacile c'era il mercato che io non sapevo e quindi mi avevano portato via la macchina. Perfetto, dai, molto bene. Ho chiamato il mister con una scusa, vabbè, che penso... Ok, Marco Crestan mi ha portato al campo, mi ha aiutato. Il problema è che sono arrivato al campo che non avevo neanche le scarpe, ne ha borsa. Ok. Quindi l'aneddoto è che non so il perché, ma quella partita è stata una delle più belle partite che ho fatto gol e assist, abbiamo vinto la Coppa. Allora Paolo Sacher, questa anticipazione aspettando le interviste nelle prossime puntate, te la ricordavi questa? Abitavano Sacher al primo piano e Crestano al secondo. Coppia. Ho dormito spesso anche da lui. Ah sì? Sì, diciamo che erano due mostri sacri del calcio friulano, insieme a tanti altri. Meglio che non ha raccontato il dopo. Ok, vabbè, non possiamo raccontare tutto, insomma andremo a cercare aneddoti e storie, Amedeo Russo da giocatore ha vinto e come,
anche da allenatore è partito vincendo con la Cremonese una coppa alla Forum Miuli, abbiamo detto, e adesso è chiamato a vincere il campionato, a questa pressione con il Lavarian Mortean che ha fatto acquisti importanti. Parto, cari opinionisti, parlando della miglior squadra, e voi mi dovete dire se siete d'accordo o meno, perché c'entra Amedeo Russo. La scorsa settimana mi invitate a votare il Lavarian Mortean, ti ricordi Simone? Qualcuno lo aveva fatto, io ho detto aspettiamo, e guarda invece chi vota, devo sentire soprattutto Russo cosa ne pensa. Vediamo. Andare in casa della grande favorita del campionato e giocare quella partita, gol del pareggio di Imeakan bellissimo, un rigore sbagliato e altre occasioni, significa che la Forum Miuli di Bradaschia c'è e come può guardare in alto in questa stagione. Amedeo Russo, cosa mi dici se facciamo questa scelta? Sicuramente ha fatto una buona partita domenica, è un'ottima squadra. Daniel Bradaschia si è subito messo nei panni dell'allenatore, i ragazzi lo seguono, ci abbiamo giocato 2 volte in 20 giorni, meno male che ci giochiamo di nuovo nel giorno di ritorno. È una delle squadre comunque che può dar fastidio, può arrivare in alto, sicuramente diranno la loro. Noi non abbiamo fatto la miglior partita dell'anno, anche se comunque sull'1-0 abbiamo sbagliato 2 gol a tu porto col portiere, però dai, ci può stare, anche se... Quindi tornando a parlare di Lavarian Mortean e di mister Russo, anche con le immagini, qua abbiamo visto le occasioni della Forum Miuli, abbiamo scelto miglior squadra Forum Miuli, tu mi dici che però in questo momento della stagione va benissimo un pareggio anche se siete i favoriti e avete giocato in casa? Beh, in realtà lunedì ero molto arrabbiato della partita che abbiamo fatto, sia con me stesso, prima di tutto con me stesso e poi con i giocatori. Oggi abbiamo parlato serenamente, ci siamo allenati serenamente, ci siamo divertiti e pensiamo già alla prossima. Ecco, Lavarian Mortean che è partito forte ovviamente e devo dire che avete davvero dei giocatori, cioè una rosa così mai avuta credo, no? No, non è facile perché comunque dall'anno scorso sono rimasti 2 giocatori, allenatore nuovo, squadra totalmente nuova, quindi non è facile iniziare da subito a proporre un calcio, un ottimo calcio diciamo. Okay. Però per ora tra campionato e coppa siamo la squadra che ha fatto più gol, quelli che ne ha subiti meno, siamo primi in campionato e primi in coppa. Quindi potevamo votare Lavarian Mortean meglio squadra? No, io in realtà se posso dire avrei votato il Pordenone perché comunque contro la diretta concorrente ha dato un segnale molto importante. La valuti diretta concorrente di là? Almeno così dicono. Almeno così dicono. Allora, il Pordenone comunque già nelle nomination del mese di settembre come miglior squadra. Vi ricordo che noi facciamo poi la puntata mensile al Nord Hotel dove andiamo a scegliere l'MVP di settembre. Stasera le ultime decisioni. Sento ancora gli ospiti, poi arrivo dagli opinionisti. Miglior squadra? Sì, ci può stare, come dice il mister, Pordenone, perché comunque contro una diretta concorrente. A me è piaciuta molto anche la vittoria del Fontana Fredda, ma non mi ricordo se forse la prima nominata. C'è un'altra, esatto. Pordenone e Fontana Fredda sono in nomination, però hai ragione, vittoria del Fontana Fredda, i 9 punti del Fontana Fredda meritano una menzione. Ma sentiamo gli opinionisti, se vogliono confermare la Forum Miuli e la lettura che ho dato in questo ultimo weekend di settembre o vogliono fare un'altra proposta. Per Paolo Ponte. Ma io invece dico Lavarian Mortean, la squadra che per forza, per mentalità vincente del suo mister eccetera sta facendo vedere qualcosa di più, e un pareggio va bene con il rigore sbagliato che è sintomatico anche che sta girando nel... Però tu non sei d'accordo che il segnale in questo momento lo dà la Forum Miuli che va a casa della Grande a fare quel tipo di partita?
Io gli do quella lettura lì. Sì, questo è un premio alla prestazione Bradaschi è sicuramente. nuovo allenatore, anche lui deve alla entrare. prestazione nella rotondità dell'andamento fino adesso, secondo me la Variano solo. Guardi anche al percorso di settembre. Sì. Arrivo. Barlocco. Bravissimo Bradaschi perché ha fatto un gran punto, ma io se guardo i numeri do ragione in questo caso al mister che la squadra migliore sicuramente la Variano. Noi prendiamo in fede l'ultimo weekend, è ovvio che si deve supportare anche un percorso, però l'ultimo weekend. Quindi voi volete giocare lo scontro diretto terzo tempo qua e far cambiare la scelta della Formuli alla Variano Orteano. Io sì. Quindi se io ho dei dissidi in questo momento con la Formuli e cambio, sono tutti affari miei. Fornasiere. Io ti dico invece un'altra squadra della promozione Girone B di cui non si parla. Vai. Che è il Ronchi. Il Ronchi ha vinto 2 partite su 2 perché ha già riposato. È a un passo dal passare il turno, scusami il gioco di parole, in Coppa. Ha battuto il Cervignano alla prima, l'Ancona Lumignaco alla seconda, di misura, punteggio pieno, virtualmente è prima in classifica, anche se poi le partite vanno giocate, perché non è detto che se non avesse avuto il turno di riposo avrebbe 9 punti. Quindi per me, correlato proprio all'inizio di stagione e anche all'ultima vittoria, io ti dico il Ronchi. Allora andiamo sul totale, ragazzi, perché colpo di scena, cambio la decisione dalla Formula che però abbiamo messo come miglior squadra, abbiamo nominata, portata qua perché lo merita secondo me per il percorso anche il punto, però proprio perché ci sono 2 squadre importanti e le aspettiamo in questi mesi che entrerà nel vivo tutto il campionato, accetto, vado da Simone Totale, vado da Simone Fornasiere come coi pacchi, no? E facciamo cambio e Ronchi, allora, affare fatto. Bene, allora abbiamo deciso. Ci sta? Vi ho sorpreso? Io accetto la proposta di Fornasiere. Non ci mettiamo d'accordo prima, giuro. Sono sempre curioso di vedere cosa mi propone. Però Ronchi è una squadra che sta facendo bene e in continuità con un bravo allenatore. Quindi così è deciso, l'udienza è tolta. Andiamo allora, dopo aver scelto come miglior squadra, cambio di prospettiva con la nomination di Simone Fornasiere, accettata Ronchi per i 6 punti ottenuti e le vittorie ottenute in questo inizio di stagione, andiamo a parlare del miglior giocatore o allenatore. 5 gol fatti e solo 1 subito dal Corva, 6 punti in campionato, niente male l'inizio dell'Unione SMT di Mister Rossi, e l'allenatore è uno dei segreti di questa squadra che ha entusiasmo, voglia di salvarsi, ma anche a provare a stupire, e finora lo sta facendo. Miglior allenatore, dovevamo parlare, Rossi dell'Unione SMT, insomma neopromossa, che è partita così. Ho 2 allenatori, sentiamo che idea hanno e poi arrivo da voi. Moroso? Sì, ci può stare a mio avviso, noi li abbiamo incontrati in amichevole, è una squadra che si vede che ha delle potenzialità per fare un ottimo campionato, quindi sicuramente ci può stare. Io se devo metterti un nome aggiuntivo supportato dal percorso, ti dico Mario Campaner dell'Aviano, che ha fatto un'ottima vittoria e secondo me con un gruppo giovane sta lavorando bene, un allenatore preparato, mi piace, insomma. 6 punti con l'Aviano, vittoria che costa poi le zone locali, no? C'è anche questa grandissimo percorso. E sabato a Pordenone. E sabato c'è la sfida col Pordenone. Russo? Beh, posso essere d'accordo con il vostro con la segnalazione, con la vostra di Rossi, segnalazione, no? Perché comunque una squadra che negli ultimi anni forse non ha mai fatto la promozione, che è vero che ha acquistato Camarà, che è un ottimo giocatore, però non è facile giocare in questa promozione quest'anno, dove ci sono tante retrocessioni. Più punti si fanno all'inizio, più si prende fiducia e meglio è per il futuro.
Barlocco, cominciamo con gli opinionisti che hanno il potere di far cambiare idea o confermare? Sono abbastanza d'accordo, sì, Rossi può andare bene, Mi è tieni vero Rossi? anche. Allora c'è un po' sto patema in promozione di dire oddio ci sono tante retrocessioni, quindi c'è un po' questa cosa, è un allenatore sicuramente bravo, ha un'idea di calcio, ha anche una bella squadra. Ha una bella squadra, sì. Comunque non è promossa, Sì, però, sì, che deve però, salvarsi, che ha fatto qualcosa di incredibile negli ultimi anni, certo. e quindi che partenza. Mi tieni Rossi? Sì, io tengo Ponte? Anch'io sono d'accordo sia per l'allenatore sia anche per la genuinità della squadra, un po' in contrapposizione con il colosso Pordenone, anche come bacino d'utenza eccetera. Questa è una squadra sempre stata molto verace anche sul territorio, con un pubblico molto particolare, quindi direi di sì. Simone Fronzini. Non sei d'accordo su niente? No, dai, allora, sono d'accordo su Rossi anch'io, perché è un allenatore che è alla seconda esperienza, credo, no? Ha iniziato l'anno scorso, mi pare, dopo essere stato giocatore all'Unione SMT, una categoria che non avevano mai fatto, è partito bene. Allora, voto Rossi, però mi sta piacendo tanto Malerba del Fontana Fredda, 9 punti, una vittoria pesante domenica, però siccome il Fontana Fredda l'avevo già nominato quando ha vinto a Rive, il Fontana Fredda poi era uscito come migliore squadra, dai, dividiamo un po' le candidature, perché insomma bisognerebbe votare tutti, perché si allenano al freddo e tutto quello che sappiamo, però dai, la storia di Rossi piace anche a me. Rossi migliore allenatore, mi è piaciuta la segnalazione di Campaner. È un tema sicuramente la partenza di Malerba. Hai giocato anche con lui? No. No, con lui no. È stato un giocatore importante. Sì, ha vinto un campionato a Fontana Fredda. Ha vinto un campionato a Fontana Fredda ed è partita da un nome di quel tipo. Allora, non lo conosciamo come allenatore, è il primo anno che lo vediamo in Friuli Venezia Giulia e lo vediamo a Fontana Fredda. Francamente, i 9 punti, moroso, è una delle sorprese, no? Assolutamente, secondo me in questo momento la sorpresa numero 1. Dell'eccellenza. In questo momento sì. Sorpresa d'eccellenza a Fontana Fredda. Quindi stiamo tipo dando un'indicazione per l'MVP anche, chissà, perché Fontana Fredda se la giocherà con Ronchi, Pordenone. No? Per il mese di settembre, sì, assolutamente. Ha fatto un mese di settembre importante, clamoroso. Sì. Poi la vittoria domenica col Fiume è importante, è andata a Maniago nello scontro diretto e l'ha vinto, aveva vinto fuori casa, non mi ricordo dove, quindi sì. Molto bene. Allora, tu invece te la giocherai con Rossi, Muzzin, la scorsa settimana, adesso mi sfugge ricordarsi tutto, Poccecco, ci sei tu, insomma, una bella sfida anche con gli allenatori, c'è Rossi che si insinua in questa supremazia dell'eccellenza, insomma anche tu è un buon mese assolutamente. Rossi dell'Unione SMT. Rossi dell'Unione SMT, esatto. E adesso è il momento del miglior giocatore. Andiamo a vedere la nostra scelta. Sei mesi di stop ed ecco chi si rivede. Torna Paliaga e ci mette 15 minuti per andare in gol. Un gol pesante che vale la vittoria sul campo del Maniago Vaillant per il Muggia. Uno dei nuovi acquisti su cui punta la squadra di Carola. E se sta bene, in eccellenza, può fare la differenza. Che ritorno per Paliaga, via con gli opinionisti, Ponte. Sì, uno che ritorna da un infortunio così va comunque premiato. Quindi, la storia... Sì, la storia vince sempre, secondo me, sulla cronaca. La vivi come me, la storia vince sulla cronaca, sì. Va bene. Barlocco. Va benissimo proprio perché reduce da un infortunio. Che puntata facile, insomma. Sentiamo voi prima del mio alter ego qua. Beh, anch'io dico Paliaga perché era un giocatore che faceva la differenza in promozione e dopo un infortunio non si sapeva come sarebbe tornato in eccellenza. Tornato, fatto gol, quindi se lo merita. Ok. Sì, non si può è la storia. Quindi ho scelto benissimo, ma vediamo Fornasiere se vuole fare un tentativo disperato. No, io faccio un altro nome. Io vorrei alzarmi in piedi quando faccio questo nome, però il microfono magari cade. Ma ragazzi, doppietta a 37 anni, Daniel Paciulli.
Ma di cosa parliamo? Un'icona del nostro calcio di dilettanti. A Casarsa, eccoli lì. Cioè, per me domenica la storia è quella di Daniel Paciulli che fa 2 gol, uno che ha vinto campionati, continua a mettersi in gioco, guardatelo lì. Io tra l'altro ho chiacchierato a lungo ieri sera con lui, anche che l'ho incontrato a Fiume Veneto, dove lui ha segnato pagine importanti, 2 gol e 0 voglia di smettere. Pier, È una malattia quella. cosa facciamo per qua? Guarda che Fornasiere ha messo un carico. Anche se lo meritano tutte e due in realtà. Se lo meritano Esatto. Anche perché poi anche, a proposito di storia, che quella di Paciulli è molto particolare, perché sì, è vero che ha avuto delle parentesi, però è sempre stata una super bandiera del Casarsa, e quindi... Mi raccontava ieri sera che quando a Casarsa lui e Paolo Giorgi fecero 24-27 gol a testa, mi pare, tornato a Casarsa, l'ha riportato in eccellenza, fa doppietta. Sì, io rimango della mia idea per la storia, tanto Paciulli lo rincontreremo e lo premieremo in altre probabilmente annate. No, ma l'ho premesso, è la storia di Paliaga, umanamente è una grande storia. Qua è dura però, adesso mi hai messo in difficoltà. Cosa facciamo? Gabri, tu cosa mi dici? Paciulli ne ha fatti 2. Paciulli ne ha fatti 2, però l'altro non giocava da 6 mesi. Mamma mia che nome mi hai messo. Però prima di decidere una cosa la devo dire, perché fra poco scegliamo anche il gol e la parata. State lì perché andiamo anche in prima, in seconda e in terza a farci un giro. Del Fabbro. Del Fabbro, il tuo giocatore, è un mito. È il mio nuovo mito, perché la scorsa settimana noi ci mettiamo qui a sentenziare, a sentenziare Fornasiere su tutti. Ricordiamo, Fornasiere si strappa per fare 2 minuti di tennis e critica Del Fabbro che fa queste cose qua. Allora, aspetta, lui la settimana dopo torna a partire da lì e fa gol. Dai, un mito. Ma vuol dire che gli allenatori non guardano la tua trasmissione, perché un allenatore deve dirgli nello spogliatoio: Del Fabbro come passa la linea di metà campo lo dovete falciare, senza fargli male. Io voglio bene, Tommaso Del Fabbro è un amico, dovete falciarlo o no? Ma speriamo di no. Adesso vedete, dai. No, qua ho 2 difensori, Ponte e Russo, no? E allora qua, perché non può essere che è sempre colpa dei cioè sarà bravo. Quando parte in progressione non è facile da prendere. Ecco. Infatti io avevo detto nel gol di Banzo, ho detto, certo tutti ti dicono andava falciato, ma per falciarlo lo devi prendere prima e non è così scontato. No, ma scusa, se si può rivedere, quello di domenica, questo, se si può rivedere dall'inizio, no, questo è quello precedente. Sì, dagli un'altra. E non lo ferma nessuno, guarda qua. Uno non lo falcia, questo poi il centrale fa una roba lì che non si può vedere. Ecco, guardate l'altro, c'è uno che proprio non, di domenica della ecco, questo lo devi, ma questo cosa continua a rincorrerlo che è nettamente più veloce di te? Ma fai fallo! Ma non è facile. Che portava all'espulsione. No, è giallo. Hai paura prima. del rosso, quello lì è anche un giocatore di esperienza perché era Strussiat. Era Strussiat? Ecco. Cioè Strussiat non può, io ecco, vedi, grazie, non lo riconoscevo. Ma Strussiat è uno che ha vinto i campionati. Sì, però Vuol dire che non arrivava a prenderlo. C'era una differenza di fallo. passo, secondo me sì. Fai fallo. Ma lo devi prendere. Lo devi prendere, rischi il rosso, rischi di far male. No, senza far male. No, c'è anche tanto del merito anche del giocatore. Sì, ma dai, è una cosa che tu non puoi allenare. Cioè, Questa è comunque dovevo dirlo questo dopo la scorsa settimana. Comunque è tra i migliori gol, quindi arriverà la decisione. Allora, Paciu, Fornasiere, quello che ha detto è giusto. Paciulli è uno dei miei giocatori, stato uno dei miei giocatori preferiti. Ti chiedo pazienza, io lascio la scelta su Paliaga perché 6 mesi di stop decidono una partita importante per la salvezza, me lo tengo. Va bene? Bella storia, bella storia. Ok, focus prima di scegliere gol, parata, ascoltare la nostra storia, noi cercheremo, noi facciamo il massimo. Questa settimana abbiamo lavorato per raccontare calcio dilettanti 21 partite, una la vedremo domani, vi dico dopo. 21 partite, quindi sono storie, gol, giocate messe lì per raccontarle a voi. Cercheremo di andare il più possibile in tutte le categorie, dalla prima alla terza.
questa prima settimana ripartivano tutti e noi siamo stati in tutte le categorie. Ora, insomma, spero che siate contenti, ecco, tutto lì. Allora, cabine, partiamo dalla prima categoria, subito in gol con il Teor. Lo avevamo ospite, abbiamo seguito la sua sfida contro la sua ex squadra sacilese. L'approccio che hai avuto con questa nuova categoria? Ma è stato un approccio positivo, nel senso che all'inizio ero un po' scettico, ma scettico nel senso avevo un po' di paura per il livello, eccetera, eccetera. Ho detto magari, però sono rimasto piacevolmente sorpreso perché comunque ho trovato una squadra di ottimo livello, una società che ha delle grandissime potenzialità e diciamo mi sono adattato alla grande e mi hanno fatto sentire da subito importante. Ecco. Insomma, oggi come esordio, insomma, ti sei fatto mancare niente, un palo su punizione, la munizione, grossa punizione, ti mancava qualcos'altro da fare oggi? No, l'importante, oggi è stata dura contro una buona squadra che è la Sacilese, la mia vecchia Sacilese, e è stata durissima perché abbiamo sbagliato tantissimi gol. Secondo me frutto del fatto che dobbiamo ancora smaltire benissimo il lavoro fisico che abbiamo fatto questo mese, così. Però alla fine l'importante era fondamentale partire col piede giusto. Piede giusto voleva dire i 3 punti, li abbiamo portati a casa e via. Adesso si pensa alla prossima partita. L'intervista di Davide Buset che ha seguito per noi questo Teor sacilese. Davide, di qualcosa ai portieri, ma perché vanno, se la punizione è lì, perché vanno? Hai visto Corva, Teor, non puoi andare a nasconderti, no? No, attenzione portieri, no? È un discorso mi molto metto in forma complesso. io e ci riprovo. No, questi sono errori evidenti, al netto delle capacità di cambio. C'è cambio. un'immagine che ho visto stamattina dove Corradin salta davanti al portiere 2 metri e il Corra ha una esplosività gigantesca e va un po' a sporcare quella che è la visuale, quindi certo il posizionamento non era dei migliori, ma il giocatore che ti salta davanti, quindi grande merito anche al Corra su questo. Senti, cosa pensi vedendo cabina al Teor? Non ridere, no, qua sei stato lì, cioè non c'è niente di male che cabine sia il Teor, certo. però voglio sapere cosa pensi tu. Che è un Teor diverso rispetto a quello, io sono il giocatore con più presenze nella storia, c'è la diatriba fra me e Lunardelli, ma No, non puoi aver battuto Lunardelli. No, l'ho battuto. No, dai, chi tiene le statistiche? Bisogna andare a vedere bene. No, però è diverso, nel senso che noi comunque ci siamo tolti tante soddisfazioni, siamo andati 2 volte in promozione con una squadra che aveva degli ottimi giocatori, ma anche... Ti piace o no? Sì, da tifoso sì, anche perché è una squadra costruita in maniera intelligente, non c'è solo cabine o i 3 fenomeni davanti, c'è Nardella anche dietro, hanno preso dei giocatori importanti, quindi secondo me è stata fatta molto bene ed è la grande favorita, si può dire. Anche qua abbiamo una grande favorita che è il Teor. Sì, però c'è anche il San Daniele in quel girone lì. Pordenone magari le conosco un po' meno, però anche il Vivai che ha stravinto domenica, 8-2 mi pare. Sì. Vivai San Daniele già l'altro anno hanno chiuso mi pare seconda e terza. Quindi... sì. Va bene, seconda categoria, parte benissimo Spilimbergo che sta festeggiando i 100 anni, ha cominciato la scorsa settimana, chiuderà il 25 ottobre, quindi parte battendo l'Olvasone che potrebbe essere una delle sfide di questa stagione in seconda categoria Girone A. Spilimbergo col presidente Guerra. E festeggeremo dopo una settimana per noi che è stata impegnativa, perché col weekend della settimana scorsa abbiamo celebrato il centenario della società, 100 anni di Unione Sportiva Spilimbergo, colori bianco-azzurri in giro per il Friuli, e quindi la partita di oggi a coronamento di questa settimana è importante. In una società come la nostra che negli ultimi anni è cresciuta per quanto riguarda il settore giovanile, abbiamo oltre 200 ragazzi, numerose squadre, allenatori competenti di primo ordine, juniores, per arrivare alla prima squadra con la partita di oggi. Strutture e impianti in cui l'amministrazione comunale ci ha creduto e ci crede ancora, stiamo facendo lavori per ampliare, per migliorare, difatti sono ancora dei lavori in corso, ma contiamo che per giugno del prossimo anno avremo una struttura veramente di cui poterci vantare a livello regionale.
E allora complimenti e buon lavoro a questo Spilimbergo che vuole crescere, continuare a crescere in questa, dopo 100 anni di storia, con le strutture, con il settore giovanile, anche con un campionato cui proverà ad essere protagonista. Guardate un po' di immagini in terza categoria, vi piace questa terza con un mix di squadre di blasone, no? Tor Viscosa è una che è partita vincendo 4-2 contro Ronchi, Under 21, con una doppietta di questo Menini che dovrebbe essere un 2006 se non sbaglio. Vi piace che ci siano anche queste Under 21 o è una terza un po' questa che riparte un po' confusa? Che effetto fa Tor Viscosa lì? È una terza come questo campo glorioso del Tor Viscosa che vediamo, un po' spelacchiata. Nel senso che ha perso un po' di appealing portato dai derby fra i vari comuni, spesso frazioni eccetera, quindi non credo sia in questo momento una categoria così sana, ecco. È spelacchiata perché è il primo anno che torna ad esserci, sì. Quando andrà a regime credo che poi sarà normale, no? Con i gironi un po' più vicinori ancora. Beh, il campo lì lascia il tempo che trova. Beh, è chiaro che vedere il Tor Viscosa in terza categoria fa male al calcio. Però a Bosic che è lì, che quindi ha giocatori per tornare a salire subito, ha giocatori... Sì, però anche l'altro anno ce l'avevano Bosic in seconda e sono retrocessi. Però quest'anno è una categoria... No, sono partiti bene. Dopo, sì, vedremo. È uno dei nomi che ci sono in questa terza, ma le seconde squadre, che idea avete, Moroso? Ma insomma può essere, in questo momento diciamo è brutto usare il termine, ma può essere un parcheggio per quei giocatori che sono ancora da sgrezzare un po', insomma. Sì, vedi queste squadre per il 2006, 2007, 2005, sì. Bisogna capire qual è la strada. È la terza categoria la categoria che dice Ponte o è quella più utile all'Under 21? Perché il vero rischio è: io faccio la terza o faccio gli amatori? Dovremmo parlare fra un po' di terza, cioè come giocatore dico, guarda che non è scontato che tutti tornino a fare la terza convinti. Sono d'accordo, ma se tu giocatore hai un minimo di voglia non vai negli amatori a 20 anni, con tutto rispetto per gli amatori, si chiamano amatori e secondo me, anzi dovrebbero essere... però qualche giocatore non giovane che ha un'età da terza che va negli amatori e la terza adesso è una categoria di giovani, che può essere una strada giusta. Io infatti se fosse una società nettamente non farei la juniores il sabato e farei la seconda squadra in terza. Quindi vi piace la terza dei giovani, deve diventare questo la terza. Deve essere un bacino, un trampolino di lancio. Ma c'è una particolarità da aggiungere, cioè se io devo fare una seconda squadra, io che potrei essere una qualsiasi squadra di eccellenza, la devo fare dando ai miei giovani migliori, dandogli un'impronta di gioco e anche uno staff adeguato. E allora sì che li faccio crescere, perché se devo cominciarlo a mandare in terza categoria, perché il livello non ti fa migliorare, lì deve esserci un progetto, una programmazione ben determinata. Perfetto, per poterlo fare. Va bene, abbiamo chiuso il focus, siamo andati fino in terza, adesso scegliamo il gol e la parata, una piccola clip di Gabriele Magrini per dire anche che partita andremo a sviluppare domani, stasera chiudiamo con il classico nostro terzo tempo con Magrini e poi la storia con Dennis McCann intervistato. Vediamo i gol. Partiamo, vediamo i gol del Fabbro, ve l'ho detto, torna una settimana dopo con un replay di queste sue discese che stanno diventando famose, del Fabbro dell'Avare a Mortean, poi abbiamo sempre stessa partita, abbiamo visto due gol bellissimi, il colpo al volo di Ime Akam con il destro fa 1-1 e poi Bortolussi del Tamai contro la Progorizia, lo fermano così, niente, lui si rialza e via col cannone. Barlocco cosa scegli? Akam. Ime Akam. Idem. Ime. Bortolussi. Bortolussi 2-1. Russo del Fabbro. Ime Akam. Del Fabbro non riesce ad andare al meglio gol, è incredibile. Però se la prenderà con me. Però io ho detto cosa penso di lui, quindi spero sia contento. Ime Akam tra i migliori gol per questa ultima nomination di settembre. Migliori parate. Ime Akam della Forum Miuli. Migliori parate abbiamo scelto
Qua c'è Zanier, la parata con polemica perché il Corva dice occhio che era dentro, però ufficialmente è parata. Braidotti del Cussignacco 2004, in controtempo si allunga e mette in angolo, e poi De Zordo dell'Aviano, guardate, parte prima, sa che va lì e guardate come va a prendere questo rigore. Braidotti. Barlocco lo dà come un obbligo quasi morale alla trasmissione. Ponte? Braidotti anch'io, perché il coefficiente di difficoltà colossale su quella parata. Ve lo chiedo per... Sì, poi sembrava pure controtempo, quindi insomma colpo di reni clamoroso. Braidotti. Perfetto. Abbiamo anche la miglior parata. Sì, mi piace molto. Braidotti, abbiamo anche la miglior parata, abbiamo scelto il miglior gol, quindi puntata ad ottobre mensile per scegliere tutti gli MVP, che poi ve lo racconteremo nelle nostre puntate. Intanto noi dobbiamo terzo tempo, no? Vediamo il terzo tempo di Magrini in un assaggio. Vediamo. Allora andiamo a sentire subito un parere a caldo di queste ragazze qua che ovviamente scappano, non vogliono parlare. Perché cercano sempre di mandarti da me. Perché insistere va sempre bene, no? Diciamo meglio il Martignacco, però secondo me la partita si deciderà al terzo tempo. Si decide tutto al terzo tempo e noi lo facciamo ogni martedì cercando le migliori giocate, cercando le storie dei dilettanti. Domani alle 19:30, speciale dedicato al Martignacco, la società che è andata a scoprire Magrini. Rivedremo questa partita, la sintesi ampia, questo 0-0 insomma che non si è decisa nei due tempi. Parleremo brevemente del terzo tempo, dove però Gabriele Magrini ha realizzato tante interviste e soprattutto ci racconterà che società è il Martignacco e come sta operando. In promozione Girone A abbiamo veramente preso in mano tante storie dell'attualità, ma ve lo sto dicendo da qualche settimana, ci piace andare a raccontarvi anche le storie del passato, recente o meno recente, del nostro calcio. Da oggi inizia questo ciclo, dopo che abbiamo proposto i documentari di A Tutto Campo, le interviste ai protagonisti del mondo dei dilettanti, del passato, chi non gioca più, chi ha smesso da poco, chi ha smesso da un po'. Una bella serie di interviste che ci terranno compagnia ogni martedì nel finale di trasmissione. Anche queste, restate, guardatela, realizzate davvero con un modo innovativo nel cercare di intervistare il mondo dei dilettanti, portandoli veramente quasi a un livello di un'intervista pro. Spero apprezziate anche questa novità targata A Tutto Campo, terzo tempo, su TV12, su Tele4. Come non mai il calcio dilettanti è stato raccontato così. La storia di stasera è quella del Re Leone Maccan. Io ringrazio per essere stati con noi i nostri ospiti Amedeo Russo, grazie Gabriele Moroso, grazie a voi, buonasera. Siete arrivati veramente un po' stanchi, no? Magari vista l'ora, ma spero vi siate comunque divertiti con noi. Grazie Davide Barlocco, grazie Simone Fornasiere, Pierpaolo Ponte. Grazie. E vi lascio l'intervista realizzata a Maccan. Grazie a Alessandro Fiermonte e Francesco Zilli per la perfetta regia. Ciao. Per raccontare storie di dilettanti dovevamo scegliere un posto che avesse una storia da raccontare. Qua a Prata di Pordenone siamo allo Sport Club M9, una lettera e un numero che hanno una storia. E io qua mi sono fatto proprio una passeggiata immerso in queste foto che raccontano il calcio vissuto dalla famiglia Maccan, Ezio e Denis, da padre in figlio. Stasera parliamo della storia di Denis Maccan, ma non solo. Ciao Denis. Ciao e benvenuti. Grazie intanto di questa opportunità, perché questo posto l'hai creato veramente volendo raccontare una storia e lo mette a disposizione anche per gli altri protagonisti che conosceremo in questa stagione sportiva. Diventerà un po' la nostra casa. Cosa hai creato qua a Prata di Pordenone? Innanzitutto è stata un'idea mia e di mio padre, soprattutto di mio padre all'inizio. Avevamo questo terreno e ci è venuta l'idea di creare qualcosa di condivisione, perché alla fine a noi piace il calcio, la nostra storia
è il calcio, abbiamo fatto un po' di anni in un campo e quindi l'idea è nata da creare un posto dove chiunque potesse condividere questa passione con noi e soprattutto creare una sorta di terzo tempo, quindi qualcosa che potesse essere come posso dire, un binomio tra calcio e terzo tempo. E terzo, si sposa perfettamente con la nostra trasmissione che appunto la chiamiamo terzo tempo. Anche per me è lo stesso concetto, no? Noi dobbiamo raccontare il calcio con quella filosofia lì del terzo tempo che da noi è vissuto, ma che da noi è anche, come in questo caso, rivivere un po' le storie del passato, perché noi abbiamo tantissimi giocatori che hanno belle storie da raccontare, tu sei uno di questi. Prima però mi dici una parola su Ezio Macan, che non vuole farsi intervistare, perché ci sono un paio di foto importanti anche sue. Ricordo di mio padre, vabbè, a livello personale penso che si sia perso solo una partita da quando gioco a calcio, e poi ti dirò qual è, che è la storia incredibile. Ma fin da quando ero bambino, insomma, lui giocava, io ho visto qualche partita quando lui giocava, l'ho sempre seguito, è nata una passione che per me e mi ha sempre seguito dall'inizio. Lui ha sempre fatto tanto per il calcio. Mi permetto di dire che persone come lui nel calcio un po' in futuro vengono a mancare, perché ha sempre creato questa sorta di... è stato presidente per tanti anni, ha sempre creato comunque un gruppo di giocatori ed era bello stare assieme. Io un bellissimo ricordo che ho quando mio padre all'epoca era presidente del Prata, sì, o del Centro del Mobile, che partecipavo alle cene, ero piccolo, partecipavo alle cene, partecipavo un po' a questi momenti di divertimento, perché alla fine era bello stare assieme, insomma, anche io che ero un bambino all'epoca comunque condividevo tanto con i giocatori, e questa cosa qua un po', diciamo, a livello, non dico dilettante, ma a livello professionistico si è persa un po', no? Ovviamente. Questa cosa qua è una cosa che mi è sempre piaciuta di mio padre, ha sempre avuto lo spirito, passione, e ad oggi è ancora giovane, ma diciamo che ha ancora voglia, e con questa iniziativa a questo posto diciamo che riusciamo a ritrovare certe storie, certi amici, compagni, nuove persone che vengono a trovarci e condividiamo assieme la stessa passione che è il calcio. E questa storia continua. Mi dici solo che giocatore era Ezio Macan prima di parlare di Dennis? Lo ricordo bene, però sono passati tanti anni, era la prima punta come me, ecco. Lui dice più tecnico, ma adesso non si sente, non è vero. Non è vero, era un attaccante d'area di rigore, insomma, le storie e quello che mi raccontavano anche, insomma, io l'ho conosciuto, l'ho visto giocare quando lui era già verso i 40 anni, chi ha giocato contro mi ha sempre detto che era difficile marcarlo, ecco, questo era... Guarda, mi è piaciuto vedere questo libro che ti ho regalato, no? Con tutti i ritagli del giornale, una cosa bellissima, a parte perché mi riporta al modo in cui ho vissuto io il rapporto di calcio con mio fratello, perché solo che ho un bruttissimo problema, sono tremendamente disordinato e non ce l'ho fatta a tenere tutto questo. E mi è piaciuto vederlo fatto da un padre per il figlio, perché poi qua adesso ne parliamo, c'è una bella storia. Quella è, diciamo, la raccolta di tutti i giornali, documenti che mio padre col tempo ha sempre collezionato da quando sono partito, insomma, da piccolo alla fine della mia carriera, e devo dire che è stato un bellissimo regalo, insomma. Non sapevo che collezionava qualcosa, ma non sapevo arrivasse a tanto, ed ecco, mi collego a quella foto che tu vedi lì, è l'unica partita che ha perso mio padre. È quella della promozione? È quella della promozione, sì, perché quel giorno non ricordo, aveva un problema di lavoro o era via. Incredibile. Perché era dato per scontato che si andasse allo spareggio. Allo spareggio. Okay? Quindi, ed è incredibile perché, insomma, quell'anno lì è stato abbastanza complicato per noi, come famiglia, perché ovviamente non è facile essere un giocatore della squadra della propria città con un padre all'interno della proprietà, perché a tutti gli effetti mio papà era all'interno della società,
E quindi abbiamo vissuto entrambi, sia in Serie D che in Lega Pro, 2 stagioni abbastanza impegnative anche a livello emotivo, perché il lavoro si portava anche a casa. È ovvio, io cercavo di separare 2 cose, perché ero anche capitano nell'anno di Lega Pro, e quindi sai, non era facile la mia posizione. Lui è stato molto bravo a dividere 2 cose, e anch'io, insomma. Senti, noi parliamo di calcio dilettanti, è chiaro che in questo caso siamo andati oltre perché... Però è sempre bello ricordare, dai. Esatto. L'anno lì è stato un anno bello per tutti. Sì, diciamo che la D ci permette di parlare ancora un po' di dilettantismo, certo. Ma Denis McCann, insomma, ha fatto tutta un'altra carriera. Prima di soffermarci sul Pordenone, che poi è la parte che più interessa a noi, insomma, la B, hai giocato a San Siro, ho guardato un po' di foto, hai avuto a che fare, hai una foto vicino a Baresi, in quel Milan c'era Sheva, sei passato con una squadra che aveva in attacco Baiano, per fare dei nomi nostalgici, hai avuto allenatori come Cosmi, insomma, allora qua è l'intervista in cui bisogna dire la verità. È un po' di cose, non le classiche cose. Certo. Dimmi una persona che veramente ha fatto la differenza per te nel percorso calcistico, e una che ti ha deluso. Diciamo, ridurre tutto a 2 persone è dura, lo però so. Devo dire che compagni ne ho avuti tanti, e quindi con i compagni ho sempre avuto un buon rapporto, quindi li metterei, diciamo, come parte bella del percorso. Allenatore che mi ha cambiato la carriera, sì, ce n'è stato uno che fortemente ha voluto che io provassi a diventare il calciatore professionistico, che è stato Mario Somma. Mario Somma l'ho conosciuto ad Arezzo in C2, primo anno, in un mese siamo passati ripescati in C1, con la stessa squadra della C2, quindi durante il ritiro siamo stati ripescati, e da lì abbiamo vinto e siamo andati in B. Quell'anno lì per me era il primo anno da professionista ad Arezzo, e davanti avevo Bruscato, e sono cresciuto tantissimo grazie a lui e grazie al mister. Poi il mister ha avuto la fortuna di andare a Empoli e poi a Brescia. E a Brescia mi ha voluto a tutti i costi. E lì ovviamente è stato un salto per me inaspettato, però dopo ho iniziato pian piano a fare il mio percorso, ma grazie a lui comunque. Mi ha dato la possibilità di... ha creduto in me, ovvio che io poi non l'ho ripagato tanto perché con lui ho giocato poco, ok? Però diciamo che mi ha dato e mi ha anche insegnato tanto, perché secondo me era uno degli attori più a livello di idee già più lungimiranti rispetto a tutti gli altri della media. Senti, ma quella B era tanto difficile, sì? Era una B diversa, completamente diversa. Giocatori adesso non è perché prima o adesso, ora ci sono tanti giovani in B. Prima era difficile trovare giovani in B forti. Brescia poi era una squadra che li faceva giocare, però io davanti avevo Possantini, Caracciolo, Bazzani, avevamo Morfeo, avevamo gente insomma che aveva giocato un po' di partite in B. Tra l'altro tu hai fatto anche la B dell'anno della Juve, no? Ho fatto la B dell'anno della Juve, sì. Pensa che B. Denis, in un percorso così bello, poi arriva appunto il momento Pordenone. Per te che cos'è stato? Cioè, hai guardato il calcio, gli hai dato un occhio fin lassù? Quel momento era Andria. Ero ad Andria e venivo dall'ennesimo infortunio al ginocchio ed ero fermo e ero un po' stanco di dover rientrare a Brescia, perché purtroppo i contratti, no, purtroppo da una parte ma per fortuna dall'altra, insomma, non sono ipocrita a dire che comunque per me è stato un vantaggio e una fortuna avere un contratto lungo, perché che poi ho dovuto spalmare e quindi si è allungato ancora di più, ma la mia volontà era quella di sentirmi di nuovo giocatore. E quindi dopo tanti infortuni che ho avuto, dopo il fatto che non era una sofferenza, io ci stavo male, ho voluto provare a fare, ho incontrato Lovisa, mi ha spiegato il progetto, avevo 30 anni, stava per nascere il mio primo figlio, ho ragionato, ho detto provo a scendere, rescindo il contratto, voglio ripartire da zero, la D non l'avevo mai fatta, quindi per me è un salto nel buio, nel vuoto, ed è andata benissimo. Però diciamo che anche lì dopo una giornata mi sono rotto tutto e è stato fermo 3 mesi. Incredibile, però la storia del primo gol e dell'ultimo, tu ci credi al destino? Io, poi è uscito questa
il nostro amico Marco, è l'uomo del destino. In verità io credo molto nel destino. Quell'anno lì, non dico che per me era magico, non lo è stato perché ci sono stati tanti problemi, però era tutto aveva un filo logico, e questo mi è ancora ad oggi, provo una certa emozione a vedere certe immagini, certe cose, perché comunque fa piacere, ma non per anche per Pordenone sicuramente, ma personalmente è stata una bella gioia. Domanda difficile, immaginavi finisse così quel percorso di Lovisa? Ti metto in difficoltà? No, non mi metti in difficoltà, sono molto... Lovisa è stata una persona, si può dire quello che si vuole, tutti, la verità l'hanno vista tutti, purtroppo le informazioni ci sono state, quindi è facile adesso parlare. Io con lui ho avuto un rapporto difficile, non lo nego. Mi ha dato tanto, penso di aver dato alla causa tanto anch'io. Non mi aspettavo sicuramente di andarmene via così, anche perché diciamo che avevamo parlato di tutt'altra cosa, ma non voglio tornare su quello, voglio avere un ricordo bello della mia esperienza. Diciamo che lui, che per anni ha fatto tanto per Pordenone, questo bisogna riconoscerlo, dopo è un discorso che è difficile da spiegare, noi ne sappiamo qualcosa come famiglia. Se c'è una cosa che mio padre mi ha sempre insegnato e che porto come valore tutt'oggi è quello di avere i piedi per terra ben saldi, e questo è una cosa che magari non ti porta ad essere spinto, ma ti porta ad avere a frenare un po'. Il sogno è andato un po' troppo oltre. È andato oltre, dopo io ho avuto situazioni molto simili, però non così. Ecco, è un peccato perché veramente si era creato, insomma, Pordenone è arrivato a giocare a San Siro. Sì, quello resta. Certo. C'è una parte del sogno che diventa realtà e c'è quel momento lì che davvero, certo, io l'ho vissuto, insomma, la vedo come te. Mauro è riuscito a fare qualcosa di incredibile, di regalare qualcosa di incredibile. Ovviamente adesso ti chiedo un parere su questo Pordenone che riparte che riparte dalla promozione, che è ripartito. Sento che c'è tanto entusiasmo, tantissimo. Sì. Ho visto la prima partita, ho visto le immagini, è bello rivedere un Bottecchia così, bello che il Pordenone sia tornato a Bottecchia. In cuor mio spero passi velocemente quest'anno per rivederlo, diciamo, già in un campionato competitivo, ecco. È un anno difficile perché comunque non è mai scontato provare a vincere e vincere. Auguro il meglio, ovvio, conosco tante persone, le andrò a vedere, però è bello rivedere un po' di gente. Ecco, speriamo ci sia tutto l'anno perché capisco che insomma non è... Eravamo abituati bene a Pordenone, Vicenza, dico una squadra a caso, e giocare, insomma, ritornare sotto, ma vedo che bene o male il pubblico c'è, la gente c'è. Facciamo l'ultimo giro di domande, Denis, allora di questa rubrica, per andare a cercare anche un po' di curiosità, insomma, di questo bel percorso. L'annata più bella però qual è stata? Ma ne ho 2 o 3, perché l'annata di Pordenone per me è stata, anche la Lega Pro, nonostante la retrocessione, per me è stato un anno molto intenso. Ok, Lega Pro. Ricordo. Lumezzane è stato un anno che io stavo bene, fino a gennaio avevo fatto 17-18 gol, e poi sono fermato sempre, e qui sono entrato sono andato in C1 gli ultimi ai playoff, sono entrato ai playoff. Lì è stato un anno che mi ha dato tanto, perché poi dopo ho rinnovato a Brescia e ho iniziato a pensare un po' in più in grande. Gli ultimi anni di carriera come li hai vissuti? Bene. Sì, da D, l'eccellenza. Ho trovato gente fantastica, ho trovato ormai 2 anni meravigliosi, con persone fantastiche che ad oggi vogliono bene dell'anima. Mi sono divertito tanto, perché mi divertivo a giocare. Portogallo anche, grandi amici, grandi compagni di squadra che vengono qua a trovarmi spesso e che sono i miei compagni attuali, sai che noi facciamo un torneo qua a giugno
e quindi prendo anche la palla al balzo perché stiamo creando questo torneo e ogni anno insomma, abbiamo sempre più gente che viene, quindi è bello perché ci troviamo tanti giocatori ex e in attività, insomma, qui a giocare e a scannarci ancora un po'. Sì, in un posto molto bello e di qualità, basta vedere queste interviste da dove le realizziamo, si può notare. Denis, una partita indimenticabile per te qual è? Quella lì? Una delle indimenticabili, sì. Il giocatore che hai apprezzato di più? Mi verrebbe da dire Matteo Serafini. Matteo Serafini è una delle persone più nel calcio, intelligenti e brave, e anche verso un compagno d'attacco, perché eravamo compagni d'attacco, anzi molto spesso giocava lui, però un ragazzo d'oro, sì, un ragazzo d'oro. Prima di salutarci, quindi il Leone, chi ti ha dato questo nome? Me l'avevano dato quando ancora giocavo a Brescia dei miei compagni. Dopo da lì me lo sono un po' portato sempre in giro, ma diciamo che è una caratteristica in campo, anche un po' fuori, ma in campo che insomma io non ero uno che faceva tantissimi gol, però e non ero neanche molto bravo tecnicamente, non ero uno che dribblava l'uomo, che calciava, cioè uno che ci metteva tutto, metteva la testa dove gli altri non la mettevano e quindi sfruttavo quelle che erano le mie qualità. Quindi di sicuro magari se la partita non beccavo mai la porta, che non facevo mai, che non tiravo mai in porta, però mi impegnavo, quello sì. Il Leone, Denis McCann, abbiamo accennato la sua storia qua proprio a casa sua, M9 Sport Club di Pordenone. Noi vi diamo appuntamento proprio da qua la prossima settimana per raccontare altre storie del nostro calcio con altri protagonisti. Grazie Denis. Grazie a voi e buona continuazione. Buona serata.